Eccoci insieme ancora una volta, abbiamo il piacere di avere in studio Agostino Bonomo, che è il presidente di Confartigianato Veneto, organizzazione d'impresa che ha sottoscritto recentemente con i sindacati e le altre organizzazioni del settore, quindi CNA e Casartigiani, un importante accordo riguardante l'alternanza scuola-lavoro basato su 3 pilastri: competenze, giovani, appunto, e lavoro. Alcuni dati per quanto riguarda questo strumento didattico, vale a dire l'alternanza scuola-lavoro. Nel Veneto ha interessato nell'anno scolastico 2016-2017 112.151 studenti, il doppio rispetto al 2015-2016. Sono alcune migliaia le aziende che vengono interessate da questo progetto, peraltro recentemente contestato dagli studenti che accusano il sistema in qualche maniera di condannarli a fare le fotocopie. Allora, partirei da un giudizio complessivo su questa esperienza didattica. Beh, è un'esperienza che ha a che fare con una tradizione del mondo dell'artigianato nel mettersi a disposizione nei confronti della scuola. L'artigianato ha capito bene, gli imprenditori artigiani hanno molto ben capito che il futuro della loro azienda oggi sta su chi si sta preparando, perché i ragazzi che sono sui banchi di scuola oggi saranno le future maestranze delle nostre imprese e potranno anche, perché no, diventare degli imprenditori. Allora, nel momento in cui sono sui banchi di scuola è opportuno che loro si sporchino le mani con l'azienda, per cui nonostante la preparazione scolastica loro si devono anche impegnare con dei percorsi in azienda per capire poi quale sarà l'ambiente del lavoro che andranno a trovare dopo e come lavora l'azienda. C'è una tradizione che va nella notte dei tempi, perché noi abbiamo sempre selezionato ogni anno una serie di imprese, quelle più sensibili rispetto a questo tema, che si sono messe a disposizione e ospitavano i ragazzi nella forma di stage. La forma di stage era una forma abbastanza individuale, nel senso che ogni scuola la organizzava in maniera proprio così individuale, e adesso invece c'è questa legge, perché la scuola ha una legge alla quale deve ottemperare, che è appunto la legge sull'alternanza scuola-lavoro. I sistemi didattici sono stati codificati, l'imprenditore deve dare una sua interpretazione anche a questo ruolo di formatore, diventa stazione educante. Lo era anche prima, ma adesso la legge lo sancisce questo, per cui deve avere anche un percorso di formazione che facciamo noi come Confartigianato, e selezionando le imprese, e poi si mette a disposizione delle scuole, ospita questi ragazzi. Questi ragazzi hanno dei percorsi che devono fare, che non sono quelli di fare dei lavori di bassa manovalanza, ma proprio di vivere quella che è l'impresa, non soltanto da un punto di vista lavorativo, ma anche da un punto di vista dell'organizzazione dell'impresa a tutto tondo. Ecco, va innanzitutto specificato che l'alternanza scuola-lavoro non interessa solamente il mondo artigiano, ma interessa il mondo dell'impresa tout court, che le marce sono la minoranza, perché la gran parte degli imprenditori interpreta in maniera corretta il percorso di alternanza scuola-lavoro, ma mi viene in mente anche che voi in qualche maniera però siete critici rispetto a questo tipo di progetto, dicendo che il vero problema sarebbe l'apprendistato. Il problema per voi sarebbe trovare un modo di inserire realmente i giovani all'interno delle imprese artigiane, terminato poi il periodo scolastico. Sì, sono 2 percorsi diversi. Quello dell'apprendistato è quando il ragazzo ha finito il suo percorso scolastico e viene inquadrato nella forza lavoro, nell'organico dell'impresa, per cui l'apprendistato è una forma contrattuale che ha una sua validità e che parte anche qui nella notte dei tempi, nella tradizione proprio dal Medioevo in poi dell'Italia, perché i ragazzi di bottega, no, che andavano da Giotto a imparare il mestiere andavano a fare dell'apprendistato poi alla fine, no? E allora ma per il vostro mondo è un vulnus aperto questo dell'apprendistato? Direi proprio di sì, perché noi abbiamo avuto alcune leggi sull'apprendistato che negli anni sono cambiate. La migliore è stata la legge Sacconi, che poi è stata modificata dalla legge Fornero, perché quella varata da Sacconi era una legge estremamente semplice, che era molto chiara, facile da applicare e che facilitava questo rapporto fra l'imprenditore e il giovane che veniva in azienda, oltre che a lavorare anche imparare un mestiere che magari aveva visto sui banchi di scuola, ma che non aveva proprio così ancora delle sue competenze a piene mani e non poteva essere chiamato a avere magari delle responsabilità maggiori all'interno dell'azienda. Con il sistema dell'apprendistato questo avvio a una professione, a imparare un'attività, a svolgere nel miglior modo possibile, era una buona legge, per cui l'apprendistato sicuramente è una legge che va affinata e che va portata nelle aziende, perché questo fa crescere anche quella che è la preparazione
dei dipendenti, ma soprattutto anche la qualità dei prodotti che caratterizzano poi questi territori, perché se noi abbiamo dei territori che sono leader mondiali e che internazionalizzano il proprio prodotto e che lo vendono nel mondo, tutto ciò ha a che fare anche con la preparazione delle maestranze che questi prodotti poi li lavorano. Ecco, questo accordo interconfederale di alternanza scuola-lavoro che avete siglato nel Veneto viene anche indicato come primo in Italia perché determina non solamente il quadro, i principi, le direttrici, ma entra nello specifico delle cose da fare. Ecco, qual è la novità? La novità è che l'ente bilaterale si è interessato anche di questa materia. L'ente bilaterale ha una storia antica nel Veneto, è stato il primo ente bilaterale in Italia e ha una tradizione di relazioni sindacali ottimali che spesso viene anche mutuato in altri territori. Ecco, per chi non sa, insomma, è una straordinaria esperienza in cui attorno allo stesso tavolo si siedono rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti della parte imprenditoriale per trovare soluzione ai problemi dei lavoratori ma anche degli imprenditori artigiani nel caso specifico. L'ente bilaterale tratta tutti i temi che vanno dalla formazione ai momenti di crisi e interviene in questi settori. Nel settore dell'artigianato l'ente bilaterale ha svolto a tutto tondo anche il suo ruolo nei momenti di crisi occupazionali che stanno finendo per fortuna in questi periodi, ma che negli ultimi 8-9 anni sono stati all'ordine del giorno, anzi sono stati i problemi che veramente hanno attanagliato le nostre società locali, proprio questo nostro territorio, e intervengono proprio in tutte quelle situazioni dove la relazione all'interno fra datore di lavoro e dipendente viene rappresentato da una parte dalle organizzazioni sindacali datoriali e dall'altra dalle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, ma si occupano non solo di momenti di crisi ma anche di momenti di crescita dell'impresa, per cui si occupano della formazione di dipendenti, si occupano di quella che è la previdenza, si occupano appunto di tutti quelli che sono i rapporti fra datore di lavoro e i propri dipendenti. In questo caso si sono interessati anche di alternanza scuola-lavoro, ma entrando nel merito, nello specifico, che cosa faranno i giovani che entrano nelle imprese artigiane? Beh, i giovani che entrano respirano l'aria dell'impresa, per cui non dovranno imparare, no? Parlando magari di un'azienda meccanica per semplificare, non usciranno da quell'impresa imparando o andando ad aumentare la propria conoscenza dell'utilizzo delle macchine, non sapranno utilizzare un tornio quando escono, ma quando escono, finito il percorso di alternanza scuola-lavoro, hanno ben chiaro cosa è un'impresa. Tutta l'organizzazione dell'impresa, a partire dal rapporto fra datore di lavoro e lavoratore, ma anche proprio nelle varie fasi di organizzazione, per cui tutto ciò che ha a che fare con la progettazione, con l'esecuzione del lavoro, con la commercializzazione, con la promozione, per cui avranno uno spaccato dell'impresa già dai banchi di scuola. Ecco, ricordavo all'inizio che gli studenti hanno nei mesi scorsi contestato alcune applicazioni dell'alternanza scuola-lavoro, lamentando di essere in qualche maniera sfruttati all'interno dell'impresa. Vorrei però spezzare una lancia a favore dell'imprenditore, vale a dire, tolte chiaramente le mele marce, però insomma bisogna dedicare del tempo a seguire anche questi studenti, e quindi chapeau a chi si mette al servizio delle nuove generazioni. Però mi domando, in un'impresa artigiana, come fa spesso e volentieri l'imprenditore, che magari è a capo di una realtà imprenditoriale piccola e dove lui è determinante per la produzione, a dedicare tempo a seguire i ragazzi? Beh, intanto la soddisfazione è che queste polemiche non sono nate nel Veneto, il che vuol dire che le relazioni sono ottimali, perché in genere le polemiche nascono dove c'è già una frizione a monte, no? Invece questa frizione a monte non c'è, per cui grandi difficoltà nel Veneto, anzi proprio su questo tema non ne abbiamo avuta proprio neanche una. E la realtà è che noi comunque prepariamo le imprese, non è che mandiamo allo sbaraglio questi imprenditori rispetto a questo tema, che è importantissimo, anche perché poi c'è una valutazione sia da parte della scuola sia da parte del ragazzo che va in azienda, perché è proprio previsto dalla legge che ci sia una scheda valutativa rispetto all'impresa. Ed è evidente che le imprese che scegliamo e che a loro proponiamo questo percorso sono le imprese che abbiamo un po' più strutturate, perché l'azienda con 1 o 2 dipendenti ha difficoltà a seguire bene il ragazzo, per cui selezioniamo già delle imprese che abbiano un minimo di struttura all'interno e che la loro organizzazione dell'impresa possa essere tale da poter svolgere appieno questo compito.
Quindi voi vi mettete al servizio selezionando le imprese E preparando. superando anche il problema della scuola, perché ho visto presidi che sono disperati a riuscire a trovare dove poter collocare questi ragazzi. Beh, lo stage prima era un percorso volontario, per cui non tutti i ragazzi facevano questo percorso, era molto più limitato nel tempo. Oggi invece è diventato un obbligo, questo è il terzo anno di applicazione della legge. Nel primo anno è stato fatto poco o niente, praticamente questo è il secondo anno di piena attività all'interno dei rapporti fra azienda e scuola. In questo periodo sono stati anche affinati i metodi, sono stati affinati i percorsi formativi ed è un percorso in crescita, come sempre, voglio dire, le cose nuove hanno bisogno di un percorso di rodaggio. Però la grande novità è che il mondo della scuola si è aperto all'inizio con un po' di titubanza e invece adesso con grande entusiasmo. Anche noi abbiamo degli insegnanti che credo siano cresciuti anche nel loro ruolo di insegnante, perché il percorso alternanza scuola-lavoro ha acculturato anche loro rispetto a quella che era una cultura e conoscenza del mondo dell'impresa, che magari sui banchi di scuola era vista in maniera teorica, ma dovendo sporcarsi le mani con questa legge e dovendo sporcarsi le mani con le imprese, anche loro sono cresciuti nella cultura di quella che è la vita di un'impresa. Grazie ad Agostino Bonomo, chiudo in velocità, lui è il presidente di Confartigianato del Veneto, organizzazione d'impresa che assieme alle altre rappresentanze del mondo artigianale sia sindacale che imprenditoriale ha sottoscritto questo accordo interconfederale innovativo a livello nazionale sull'alternanza scuola-lavoro. Grazie e buon lavoro. Alla prossima.